Taglia un altro importante traguardo la giovane cantante di Favara, Tania Vinciguerra, che ha conquistato l'accesso a Casa Sanremo. La rassegna attualmente in corso, che si sta svolgendo al Palafiori della ridente città ligure. In questa occasione Tania Vinciguerra canterà il suo nuovo inedito dal titolo Fra le nuvole, contenuto nel suo primo app digitale che uscirà in primavera su tutti i digital store. Casa Sanremo è da 16 anni il cuore pulsante del Festival della canzone italiana. Per Tania Vinciguerra, che già da anni è entrata nel mondo della musica italiana e della canzone, si tratta di una meta che le può aprire nuovi orizzonti e straordinari traguardi. Non la preoccupa l'emozione, avendo già pubblicato nel 2018 il suo primo singolo, L'abisso dentro di me, a seguito del quale l'anno dopo è stato remixato dal famoso Highlander DJ. Nel 2021, in piena pandemia, è uscito il secondo brano dal titolo Semplice, dopodiché nell'ottobre 2022 è stato realizzato un videoclip. Sono felice e incredula che questa cosa stia succedendo davvero, è veramente un sogno, è il commento di Tania Vinciguerra.